Una vittoria conseguita con rabbia, determinazione e volontà. Il 2-0 del Matera sullo Schiavonea, maturato nei minuti finali della partita, conferma da un lato la buona condizione fisica dei biancazzurri, dall'altro la consapevolezza della squadra di poter sbloccare il risultato anche a pochi minuti dal termine. E non è un caso che per la terza volta consecutiva il gol vittoria sia giunto quasi allo scadere dell'incontro e sempre con Filidoro, che ormai si sta rivelando sempre più uomo squadra. La partita odierna si presentava con qualche rischio per i biancazzurri, sia per l'effettivo valore dell'avversario, sia per il desiderio di riscatto dei calabresi dopo la sconfitta interna di domenica scorsa. E invece il Matera è sceso in campo con l'autorità del primo della classe e ha fatto subito intendere di voler imporre il diritto della capolista. Il risultato non si è sbloccato nel primo tempo per una serie di circostanze avverse, nonostante la quasi costante pressione dei materani. Già al 7° minuto Catacchio ha tentato la soluzione da lontano, ma il portiere Filice con una prodezza ha sventato in angolo. Ancora più clamorosa l'occasione capitata al 16°. L'azione è partita da Ferrante, che ha operato un affondo sulla destra, prima di effettuare un cross radente su cui il portiere ospite è uscito a vuoto. Sulla palla si è avventato Filidoro, la cui botta a colpo sicuro si è stampata sul palo interno, soffocando il grido di esultanza dei tifosi materani. Un'altra occasione si è presentata a Budroni, che al 31° ha mancato un colpo di testa da posizione favorevole. Lo Schiavonea si è visto poco e solo su calci piazzati. Su uno di questi, al 40°, Carnà ha impegnato severamente Cimino, che ha tolto la palla dall'incrocio. Nella ripresa il Matera ha accusato qualche pausa, dovuta anche al terreno allentato, ma non ha mollato la presa. Ci sono stati tentativi di Budroni e di Corrieri, fuori di un soffio o sventati dall'estremo difensore calabrese. Quando ormai si cominciava a disperare della vittoria, c'è stata la prodezza di Filidoro, che al 41° ha raccolto una corta respinta dalla difesa avversaria e ha insaccato con un tiro violento e preciso. Grande esultanza in campo e sugli spalti, con l'allenatore Gagliardi che non riusciva a contenere la sua gioia. Nei minuti finali i materani prudentemente hanno controllato la partita, ma senza chiudersi a riccio, tanto da andare ancora a segno. Per la verità è stato un gol un po' strano. Si era al 47° e Prete ha battuto dalla tre quarti un calcio di punizione indirizzando verso l'area di rigore. La traiettoria ha tratto in inganno un po' tutti, ma soprattutto il portiere Filice, mandato fuori tempo da una finta di Caldarola, e la palla si è infilata in rete. Si sono ovviamente ripetute le scene di esultanza per una vittoria importante soprattutto in vista della prossima trasferta di Cariati, dove si potrebbe anche decidere un campionato. E affrontare la vicecapolista con il morale alto costituisce senz'altro un punto di vantaggio per il Matera.